per le assunzioni e quant'altro. Abbiamo fatto una modifica costituzionale, abbiamo mandato questa modifica a Roma, abbiamo fatto proteste forti a Roma perché siamo andati con decine e decine di sindaci, ne vedo presenti anche qua, che erano presenti a Roma, vero Nando? Siamo andati tutti con la fascia tricolore a protestare per rivendicare questo tipo di opportunità. Perché è fermo? Perché è tutto fermo? Perché per una ragione semplice e allo stesso tempo sconvolgente. Il livello nazionale diceva in quel momento: no, non possiamo fare un ragionamento di questo tipo, non possiamo dare un riconoscimento di questo tipo, perché se lo chiede la Sardegna, poi lo chiede la Sicilia, poi lo chiede la Valle d'Aosta, poi lo chiedono tutti. Ma questa è una risposta che ha un senso? Ma è una risposta che ha un senso, ma non ce l'ha neanche dal punto di vista tecnico, e vi spiegherò perché non ce l'ha neanche dal punto di vista tecnico. E noi comunque abbiamo argomentato e cercavamo di sostenere le ragioni del sì. Poi che cosa è successo? È arrivato il governo di centrosinistra, già in campagna elettorale Pigliaru ha detto: io sono contrario alla zona franca, io considero la zona franca un imbroglio e un incubo. Queste sono le parole di Pigliaru. A me dispiace, dovevamo organizzarci con un proiettore, poi c'è stato un problema tecnico, perché vi avrei fatto vedere un pezzo di un intervento fatto dal candidato allora Pigliaru a Videolina, dove dice testualmente questo dice. Ma c'è di più: a quella famosa riunione che convocai a Roma, alla quale convocai tutti i sindaci della Sardegna, vennero la maggior parte dei sindaci di area nostra, qualche sindaco di buon senso illuminato di area non nostra, ma la stragrande maggioranza non vennero a Roma perché ricevettero l'ordine di scuderia di non andare a Roma. E Maria Rosaria è buona testimone, perché l'ha sentito con le sue orecchie quando ha cercato di far capire a elementi importanti della sinistra che questa era una battaglia importante per la Sardegna. Le è stato risposto: sì, ma noi lo sappiamo, siamo d'accordo, è una cosa straordinaria. Ma questa è diventata la battaglia di Cappellacci e noi non possiamo sostenerla. L'ha sentito lei con le sue orecchie. Questa è la considerazione dell'interesse della Sardegna. Allora perché siamo fermi, caro Simone? Per questa ragione, perché c'è una resistenza a livello nazionale, miope, stupida, perché non ha senso, e c'è una contrarietà di tipo ideologico, partitico, ma proprio perché questa era stata in qualche modo vista come la battaglia della nostra area politica, la battaglia sulla quale io mi ero impegnato, quindi non poteva essere sposata, perché significava dare, secondo loro, un vantaggio al sottoscritto. E questo è veramente drammatico, ma la verità è che le ragioni per riconoscere la zona franca in parte le ha dette Maria Rosaria, io le voglio riprendere e poi ne voglio aggiungere delle altre. Prima di tutto è facile: perché per la Sardegna è utile la zona franca? Ma perché è il sistema più rapido ed efficace per recuperare uno svantaggio che altrimenti difficilmente, anzi è impossibile che venga recuperato nel breve termine, è difficile nel medio, speriamo nel lungo. E qual è questo svantaggio? Intanto uno è naturale, è la bellezza della nostra terra, ma anche le difficoltà che ne nascono. La condizione di insularità, quella che diceva Maria Rosaria, siamo circondati dal mare, per accedere ai mercati, posto che il nostro è un mercato piccolo, perché non bastiamo a noi stessi, siamo appena 1.600.000 abitanti, la Sicilia ne ha 6 volte tanto, quindi quando mi paragonano alla Sicilia, che ha 4 volte tanto di abitanti, 6 milioni e passa, e che ha un tiro di schioppo dall'Italia, mi viene da ridere, ma di cosa stiamo parlando? Allora, questo svantaggio è uno svantaggio che rende le nostre imprese meno competitive di altre imprese che non devono sopportare quel costo, ma c'è di più. In Sardegna non abbiamo infrastrutture, non c'è una ferrovia degna di questo nome, non ci sono le autostrade, non c'è il metano. E allora
questo è un altro svantaggio. Certo, questo si può recuperare, ci vuole lavoro, ci vuole impegno, ci vogliono investimenti, ma non si recupera così, ci vuole del tempo, ci vogliono lotte. E allora questo è un altro svantaggio che le nostre imprese pagano. Ma il costo dell'energia, c'è una differenza nel costo dell'energia, e questo non è forse un altro svantaggio? E allora ditemi, siccome ormai le imprese, lo sapete, ci sono imprenditori qui dentro, oggi se io voglio comprare questa bottiglietta d'acqua posso fare da qui, mentre Maria Rosaria parlava, posso prendere il mio telefonino, vado su qualunque sito, ormai ci sono piattaforme di ogni tipo, e compro qualunque cosa e nel giro di 2 giorni mi arriva a casa comodamente. Allora, che cosa significa? Che nell'era della globalizzazione ci siamo completamente. Le nostre imprese, il negozietto sotto casa, l'industria, piuttosto che l'impresa dei servizi, scontano la concorrenza con le imprese che sono lontane da qua e che hanno costi di esercizio diversi. Il costo dei fattori della produzione è più basso per loro e sono più competitive. E allora, qual è il sistema che consente di pareggiare immediatamente questo svantaggio? La leva fiscale. È banale, e questa si può fare così, consente immediatamente alle nostre imprese di essere competitive, consente al nostro territorio di essere attraente, attrattivo, perché le imprese arrivano, perché in Irlanda, come diceva Ignazio, ci sono stati dei risultati importanti, perché hanno capito questo, hanno dato questa possibilità. Le imprese più importanti del mondo sono andate a localizzarsi lì, hanno portato lavoro. Ma allora io ho fatto un acquisto di questi su una piattaforma, avevo un problema, ho telefonato e mi ha risposto una addetta a questo tipo di problemi, sarda, che mi rispondeva da Dublino mi rispondeva, una sarda. E dobbiamo andare là. Allora non so se mi spiego. Allora questo è quello che è successo. E se non capiamo questo, allora non abbiamo capito niente. Ma voi direte, vabbè, questo però sono gli indubbi vantaggi per quanto riguarda la Sardegna. Però poi c'è la competizione per gli altri territori. Quindi può essere vero quello che dice l'esponente di governo, ma poi la Valle d'Aosta, ma poi la Sicilia. No, non avete capito niente, dico a loro, non hanno capito niente. Perché questa non è l'opportunità solo per la Sardegna, è l'opportunità per l'Italia e per l'Europa intera. E vi spiego in modo molto semplice perché è vero questo. Perché, vedete, adesso io vi voglio leggere, io qua ho un elenco, vi leggo alcuni paesi di una classifica. Questa classifica è la classifica relativa al tasso di crescita del prodotto interno lordo, quindi che misura quanto i paesi crescono nell'arco dell'anno. E ve la leggo, vi do un po' di nomi, parto e incomincio, trovo Danimarca, Belgio, Irlanda, Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera, ok? Noi siamo in fondo. Quale ultimo posto siamo? E poi vado all'ultima pagina. Siamo usciti dalla classifica. Zambia, Nigeria, Congo, Gambia, Etiopia, Ruanda, Ghana, Costa d'Avorio, Sierra Leone, l'ultima Sudan del Sud. No, non c'è neanche. No, perché l'Italia l'ho saltata. E sapete perché l'ho saltata? Perché era la prima, tra le prime della lista, perché non l'ho letta nel modo giusto, l'ho letta al contrario. Perché i paesi che crescono di più sono gli ultimi che vi ho citato. Allora, vi rendete conto di questo? Cioè i paesi dell'Africa in questo momento hanno il tasso di crescita del PIL più alto del mondo, cioè la Svizzera, gli Stati Uniti, la Russia sono in fondo al primo posto con un tasso di crescita del 24,7%, c'è il Sudan, 13,3% la Sierra Leone e poi avanti Costa d'Avorio, Ruanda, il più alto tasso di crescita. Vi do un altro dato. In Africa c'è una popolazione di 1.200 milioni circa. Secondo l'ONU nel 2050 questa popolazione raddoppierà, diventeranno 2,5 miliardi. In Italia. Allora, io credo che la politica debba porsi un problema serio.
perché la politica non significa solo gestire il contingente, trovare le soluzioni alle crisi delle industrie, no, non è quello. Forse se la crisi c'è è perché quando si doveva fare la politica non ha fatto, cioè non è stata capace di guardare il futuro. Allora il dovere della politica è quello di guardare il futuro, di immaginare cosa succederà. Quindi è giusto che oggi noi ci poniamo il problema di quello che sarà nel 2050 e come lo vogliamo risolvere. Accogliendo questi 2 miliardi e mezzo, questo 1 miliardo e 200 milioni qua in Italia e nel resto dell'Europa, cioè pensiamo che questo problema si risolva così? Allora vi leggo una cosa che è del luglio del 2016, ok? Più di un anno fa, e c'è un gruppo parlamentare che dice esattamente questo, presenta una proposta e dice un Africa Act per trasformare l'Italia in un hub per gli investimenti verso il continente africano, grazie a un mix di finanziamenti, agevolazioni fiscali e sostegni alla formazione. Una iniziativa presentata un po' in sordina a luglio che sembra aver subito un'accelerazione, eccetera, eccetera. Ok? Voi direte, e chi sono questi signori illuminati? Allora, cosa succede in Italia? Che c'è un meccanismo strano per cui qualcuno predica bene ma razzola male, perché questa iniziativa era del gruppo parlamentare del Partito Democratico ed è rimasta lettera morta perché nel frattempo forse qualcuno ha capito che l'accoglienza era un affare importante, ed era più comodo organizzare gli affari in terra nostrana a 35 euro a ciascuno e venite perché così c'è da... Non è un caso che ci sono la Sicilia e qualcuno mi deve spiegare, le abbiamo fotografate, macchine di cooperative siciliane al porto di Cagliari a organizzare l'accoglienza. Allora, la verità è che quello che hanno scritto e che poi hanno lasciato lettera morta è la soluzione del problema. Il ministro Frattini, quando io ero presidente, aveva organizzato un tavolo perché aveva detto una cosa giusta: dobbiamo fare un'azione, un piano Marshall per andare a aiutare questa gente nei loro territori. Questo significa, lo vediamo dai tassi di crescita, quel mercato è un mercato che è destinato a crescere in modo esponenziale perché non c'è niente, serve tutto. È per questo che stanno crescendo a questi tassi. E con un tasso di nascita, immaginate che la media di natalità per ciascuna donna africana è del 6,5 figli. Potete immaginare che cosa significa. Allora, è chiaro che la Sardegna, per la sua posizione geografica, che è strategica al centro del Mediterraneo, diventa quello l'hub verso l'Africa. E come lo può diventare? Con una zona franca, dove ci siano investimenti, una piattaforma logistica verso quel continente, un'opportunità straordinaria insieme a un piano Marshall che intervenga in Africa per aiutarli a crescere come devono crescere e stare là. Questo è quello che la politica ha il dovere di fare, non nascondere tutto, nascondersi dietro un dito. È tanto forse più comodo alimentare il business dell'accoglienza, poi chi se ne frega se in Sardegna, se nel meridione d'Italia, se in Italia si sta male, vabbè, quei problemi si vedranno. Allora, questa è la ragione vera di quello che è successo. E allora, Simone, la risposta è questa, perché purtroppo oggi c'è una politica bastarda, c'è una politica miope, c'è una politica strumentale che non guarda il bene della gente, che guarda semplicemente talvolta al business e talvolta all'appartenenza. Se è una battaglia che conduce Ignazio, non la posso sposare perché non posso dare vantaggio a Ignazio, e questa è follia. E allora io concludo e lascio che poi siano i sindaci, gli amici presenti, tutti coloro i quali lo desiderano a intervenire e dare un loro contributo. Io la risposta ce l'ho molto semplice e non poteva essere diversamente, però credo di averla un minimo documentata. La soluzione, certo che c'è la soluzione, mandiamoli a casa velocemente, perché è un disastro totale.